Ai blocchi di partenza è la vigilia della Fiera del Soco, una delle manifestazioni più antiche non solo del Veneto, ma dell'Italia in generale. Grisignano vive tutto il fermento degli ultimi preparativi. Si riparte dopo 2 anni di stop a causa della pandemia e lo sprint finale è dedicato non solo agli ultimi ritocchi per la kermesse, che ospiterà specialità gastronomiche dal salotto gourmet allo stand dei caseifici del Veneto, agli spettacoli, ma all'aspetto relativo alla sicurezza dei partecipanti sotto tutti i punti di vista. Prima cosa addirittura quella sanitaria, dove abbiamo cercato anche di fare una disinfestazione finale di tutte quante le aree. Sappiamo benissimo anche le problematiche della West Nile e tutto, per cui avevamo anche proprio questo timore e abbiamo provveduto. Poi l'altro aspetto è la videosorveglianza, altrettanto importante, perché ovviamente gli ammassamenti di persone vanno vietati, ma soprattutto tutti devono essere garantiti in sicurezza. Altro aspetto è quello relativo alla viabilità e alla segnaletica. Ci sarà un senso unico che raggiunge da Padova verso Vicenza, mentre la viabilità è deviata, ma tutta segnalata sia dai paesi, voglio dire, prima di arrivare a Grisignano, quindi noi troviamo della segnaletica già a Torri di Quartesolo. Per chi arriva da Padova già a Mestrino trova una segnaletica adeguata, per cui nessuno si perderà, si raggiungerà la fiera in completa sicurezza. Attesa e aspettative per le presenze che si presuppongono consistenti, a giudicare dalle premesse. Però i numeri sono importanti, attendiamo una fiera veramente con dei numeri significativi. Nell'ordine di 700-800 mila visitatori siamo sicuri, perché abbiamo veramente ormai il telefono che è andato in tilt, i social che sono in tilt, i telefoni personali degli amministratori e dipendenti in tilt, è veramente cosa dire di più. Insomma, tutto è pronto per dare slancio e nuovo ossigeno all'indotto economico del territorio. L'impulso che vogliamo dare quest'anno è proprio un grande segnale a tutte le forze produttive e a tutte le imprese, affinché possano essere ristorate con i giusti guadagni e quindi mettere in moto il motore economico.